Buongiorno, ben arrivati in nostra compagnia, siamo come sempre in diretta. Questo è molto importante perché parlando di tasse, di cartelle esattoriali, anche di IMU, perché sembra che non ci sarà l'adeguamento in tempo, allora si parla di proroga, insomma non c'è molta chiarezza. E poi di bolli auto sono uscite delle notizie anche quest'oggi sui giornali, e di ricorsi, di tante altre cose. È molto importante, se avete delle domande generiche che riguardano questi termini e soprattutto avete delle perplessità, telefonare o mandare i vostri messaggi. Con i nostri ospiti che vi presento subito, ben arrivato Adolfo Cappelli, presidente nazionale dell'AUA, grazie di essere qui con noi, e ben arrivato Marco Paccagnella, presidente Federcontribuenti del Veneto, grazie anche a lei di essere qui con noi. Cercheremo di darvi delle risposte. Allora, io vorrei cominciare con lei Cappelli, perché la questione, e dopo naturalmente anche con Federcontribuenti, bollo auto. Voi come AUA, Associazione Utenti Auto, ne avete parlato più volte. Cosa sta succedendo che non c'è chiarezza? E poi vediamo anche quello che si è scritto sui giornali, se non sbaglio anche un'intervista rilasciata proprio a Federcontribuenti, che non è chiara nei suoi termini. Bisogna specificare, spiegare che si tratta di una tassa sulla proprietà. Alcuni credono che sia una tassa di circolazione, una volta era una tassa di circolazione, per cui dicono la macchina non la uso e quindi non devo pagare. È una tassa sulla proprietà, va bene. È una tassa che va combattuta, però esiste. Allora ci sono due possibilità. Innanzitutto pagare se la tassa è dovuta, e questa è fuori luogo. Ma se si è già pagata la tassa, allora bisogna fare un ricorso in commissione tributaria provinciale dimostrando di aver pagato, perché in autotutela la regione non sempre accetta tutto questo. Però attenzione, quando vi arriva una cartella di pagamento per un bollo auto, bisogna andare a verificare se è stato notificato precedentemente un avviso di accertamento, perché la tassa che abbiamo bollo auto si prescrive trascorsi 3 anni dal periodo a cui si riferisce, per cui l'avviso di accertamento deve arrivare entro 3 anni. Se questo avviso di accertamento non è avvenuto, non è stato mai effettuato, la cartella di pagamento non può essere formata, quindi i ruoli sono illegittimi. Allora bisogna verificare, sulla cartella di pagamento c'è scritto avviso di accertamento inviato il, quindi fare i conti, se entro i 3 anni, allora bisogna pagare se non si è provveduto prima. Se sono trascorsi 3 anni andate in prescrizione. Se invece manca addirittura l'avviso di accertamento, la cartella è inesistente. Addirittura, quindi stare molto attenti da questo punto di vista, che non è semplice, perché sono tanti documenti poi alla fine che le cose possono sfuggire di mano. Cosa è successo? E precisiamo anche l'articolo che è uscito, se non sbaglio, sul Gazzettino, oggi o sul Mattino, adesso non mi ricordo, comunque sui giornali. Per terminare un attimo il discorso del dottor Cappelli, non è che se è prescritta, facciamo il calcolo da quando è stata emessa a quando c'è stata la notifica e sono passati 3 anni, automaticamente è inesigibile. Alla notifica, quando arriva la notifica, anche se è prescritta, va dichiarato, va mandata una raccomandata all'Equitalia confermando il fatto che sono passati 3 anni e non è più esigibile, altrimenti 30 giorni dopo della notifica ritorna esigibile, non torna più a ruolo ma ritorna esigibile, e perciò si ricomincia la trafila. Perciò non è, ricordiamoci che anche se arriva ed è prescritta bisogna renderlo noto, altrimenti ritorna esigibile. È corretto quello che ha detto, bisogna rendere noto, se no, il fatto che sia prescritto non sia automatico, insomma, va fatta valere la prescrizione. Però mi permetto di fare una correzione. La raccomandata di cui parlava non va mandata all'Equitalia, perché l'Equitalia è un esattore, non può intervenire nel merito, va inviata a chi ha fatto i ruoli. Però attenzione, la raccomandata non interrompe i termini, per cui o si agisce in autotutela immediatamente o entro 30 giorni bisogna rivolgersi a 60 giorni adesso alla Commissione tributaria provinciale. Quindi una raccomandata all'Equitalia lascia il tempo che trova, cioè l'Equitalia non ha il dovere di rispondere. Beh, scusate, essendo l'ente impositore comunque ha pieno valore, comunque anche scritto l'ente impositore è la regione. L'ente impositore è la regione, ma l'ente comunque poi incaricata alla riscossione è Equitalia e se ne assume comunque loro fanno sfannucce e dicono non dipende da me, io ho un credito da esigere, devi rivolgerti a chi di competenza.
lo so quindi perché quella cosa è purtroppo complicata per i cittadini, perché effettivamente non è di facile soluzione, quindi ecco un motivo in più per cui noi abbiamo sempre l'associazione di consumatori, associazioni in generale di consumatori, utenti e quant'altro, per cercare di dirimere le questioni. Se ci sono appunto anche tra l'altro pareri, a volte si scoprono balzelli, tra l'altro, che manca, si viene a perché se uno manda la conoscenza. raccomandata, poi passa il termine per poter proporre il ricorso in commissione deputata, trascorre 60 giorni, diventa titolo esecutivo, non può più fare ricorso. Mi spiego? Ecco perché. E questa è l'altra E cosa. questo è il motivo questa è l'altra cosa molto che molta stressante. gente, è importante spiegare questo, che molta gente fa i conti, dicono è prescritta, a posto, non faccio nulla. Non Esatto, è così, sì. Assolutamente, quindi non pensate che sia prescritta, ma se non ve ne intendete andate da qualche associazione, perché bisogna valutare anche questo aspetto e soprattutto mandare questa famosa raccomandata e poi procedere di conseguenza. Certo. Bolli auto, vediamo un po' di chiarire quanto è successo, cosa sta succedendo, cosa devono aspettarsi i cittadini. Si devono aspettare la classica cartella dell'Equitalia per il recupero dei bolli impagati o pagati, e l'Equitalia Ma perché no. sta succedendo questo? Quello che voglio capire. Sta Stanno cercando di tenere soldi anche da dove li hanno già presi? Esattamente, stanno chiedendo soldi, e poi vorremmo capire qual è il meccanismo, che non è ben chiaro, perché Equitalia non dà grandi notizie, anzi non ne dà proprio, tanto per essere sicuri, per capire un attimino il perché vengono emesse delle cartelle che spesso e volentieri si sa che sono già state pagate. Stiamo capendo che forse con l'emissione delle cartelle riescono a fare come le aziende, le scontano alle banche, se le fanno anticipare, poi le vanno a riconoscere, le vanno comunque. E qui c'è anche una responsabilità dell'ACI e del FRA, Io tiro in ballo anche il FRA e l'ACI, perché delle volte non trascrivono la perdita di possesso. C'è molta gente che ha venduto l'auto, va bene, è andata dal notaio senza sapere che il notaio autentica la firma, non autentica l'atto di vendita. Ma non la Quindi trascrive al avrebbero FRA dovuto per la cancellazione. poi l'atto di vendita al FRA. Non l'hanno fatto in buona fede, perché credevano che il notaio facesse tutto. Il FRA non ne prende atto perché dice che non sono andati in termini, quando invece c'è la Cassazione che ha stabilito una volta per tutte che una data certa, quindi la data dell'impresa postale oppure del notaio, fa fede, è fede privilegiata, fa fede per la perdita di possesso. Quindi l'ACI deve prendere atto anche di un atto retroattivo e le chiude. Poi c'è anche un articolo specifico nel codice della strada che dice che trascorsi 3 anni, cioè quando l'ACI ha appurato che per 3 anni consecutivi non si è pagata la tassa, questa tassa procede d'ufficio, può procedere d'ufficio alla cancellazione del veicolo dai pubblici registri, alla radiazione del veicolo. Quindi se tu mi dici che non ho pagato le tasse, la tassa auto, e poi mi chiedi quella dopo 10 anni, me la richiedi, allora perché non me l'hai cancellato, non mi hai radiato il veicolo? Cioè c'è una grande responsabilità anche da fare. Ma a questo punto chiedo un po' a voi, perché è quello che si chiede anche il cittadino, ma è mai possibile che il cittadino si trovi veramente col dito puntato contro, che debba salire su per i muri e fare le acrobazie per riuscire a districarsi, a volte contro ingiustizie palesi, e incominciano ad essercene parecchie, perché stando attenti ce ne sono anche parecchie, però poi l'ente responsabile di questo se la cava tranquillamente, non viene messo invece sotto la gogna da voi generale, quindi l'unione delle associazioni. Questo per tanti casi, lasciamo stare non solo Equitalia, ma poi stiamo parlando dell'ACI, di questo, insomma dovrebbero operare più che mai nella massima correttezza, se tanto la pretendono dai cittadini, e poi questo ne paga le sanzioni con degli interessi che secondo me sono ai limiti veramente dell'usura, se non proprio usurai. Facciamo un ragionamento. Noi da molti anni che diciamo che non si può andare avanti con una giungla di codici e codicilli dove si cerca, comunque sembra una partita a scacchi e vediamo chi la vince. Andrebbe comunque semplificato il tutto, sburocratizzata comunque tutte queste normative, perché sono veramente una giungla. Dottor Capelli, ha visto un attimino cosa mettono nelle cartelle e quanti codici di legge si appellano? Un povero cittadino che si prende in mano questa cosa impazzisce. Pertini diceva che era la mappa lunare. Cioè, è fuori, cioè, no, non è possibile, dai. Anche perché comunque noi stiamo chiedendo lo scioglimento di Equitalia proprio perché la riscossione dei propri crediti ritorni alle aziende, agli impositori, Agenzia delle Entrate, INPS, e venga trattata ogni cartella, ogni debito venga trattata con le sue origini, con le problematiche che ha comunque il debitore, trovando delle soluzioni.
Poi consideriamo che la pressione fiscale in Italia è dichiarata circa il 55% sui redditi, chiaro? Per chi le può pagare? Perché se andiamo a considerare che chi non le può pagare perché non ha il denaro, diventano il 55 più il 30% di sanzione, più il 9% di interessi e più il 4,5% e 4,5% che è l'agio di Equitalia. Praticamente siamo attorno l'agio è il 9, il 4,75 sono gli interessi. L'agio è il 9. 9? Ah, che 9%. No, l'agio l'hanno abbassato adesso, almeno così ci ha promesso Monti che comunque se l'avrebbe abbassato. Comunque il tasso di interesse globale sulle cartelle sono dall'8,75 al 9,50. C'è l'interesse di Mona, poi c'è indennità di incasso, tu gli porti i soldi, vogliono i soldi perché hanno incassato. Attenzione, stiamo facendo però forse un po' di confusione. Possono applicare il 4,5 sul dovuto. Siccome calcolano gli interessi anche poi sulla sanzione, il totale, comunque noi abbiamo fatto la perizia della cartella, siamo attorno dall'8,75 al 9,50. Invece di calcolare sul capitale, esatto. Perciò io davo comunque il target e il tasso globale, loro ti danno il nominale che è solo quello sul dovuto. È sempre comunque, siamo sempre ai giochi di parole. E questo qua. E praticamente chi non le può pagare dovrà pagarle poi, pagherà, non avrà più un'imposizione fiscale del 55% perché ha potuto pagare al momento comunque alla scadenza esatta, ma andrà a circa un 100%, perché se ci mettiamo dentro tutte queste voci, la tassazione per questa persona che non ha potuto pagare saremo attorno al 100%. Assolutamente, quindi ma è equo, è equo un discorso del genere, esatto, no, poi tanto chiedo a lei. Sì, ma di casi lui loro ne hanno anche quanti ne abbiamo noi di questi casi. Una persona che deve pagare 3.000 euro e fa delle rate e arriva a pagare 10.000 euro. Esatto. Infatti, cioè non ha... Ma al di là di questo, pochi sanno che esiste la legge 241 del 90 e la legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. Cioè l'amministrazione deve rendere contezza a chi fa delle richieste, delle domande, deve rendere trasparente il suo operato. Invece provate ad andare in uno sportello, nessuno sa niente, ti vanno da una parte all'altra, specialmente quando qualcuno non sa difendersi. Ecco perché io dico sempre che noi siamo la voce di chi non ha voce, appunto per questo motivo. E in più la legge 241 prevede anche che a ogni procedimento ci sia un responsabile del procedimento, che ha un nome e un cognome, addirittura deve avere un cartellino. Quella è la persona a cui bisogna rivolgersi, perché se lui omette di dare delle informazioni, va bene, commette un reato penale, rifiuto d'atto d'ufficio, omissione d'atto d'ufficio. Cioè a un certo punto la legge c'è, però non viene rispettata. Come esiste anche la legge un'istituzione sull'autotutela, quando l'amministrazione, appunto perché deve essere trasparente, si accorge di aver sbagliato, va bene, può in autotutela correggere l'errore e non costringe il cittadino a fare la causa, andare di qua, andare di là o pagare. Questa istituzione, che ha oltre 20 anni di vita, non viene applicata perché nessuno si prende la responsabilità. E qui subentra un altro discorso: il funzionario che sbaglia o omette deve pagare. Infatti, con quello che prende, tra l'altro. Molto spesso sono anche in buona fede. Non intervengono perché non sanno come intervenire, perché nessuno li ha mai istruiti, perché potrebbero fare un altro lavoro anziché quello a cui sono preposti. E quindi c'è anche un problema di istruzione. Che non è cosa da poco. Beh, però Equitalia è un'azienda che funziona bene, anche perché ho visto che hanno intenzione di fare altre 2.000 assunzioni in Italia. Perciò vuol dire che è un'impresa che tira, che funziona per poter assumere. Meno male che si parla di evasione elevata, quindi però è un ente che si occupa di questo, che funziona molto bene. A parte che Equitalia con l'evasione non ha nulla a che vedere, perché è un errore che viene ripetuto spesso, che Equitalia recupera solo le somme dovute. Certo. Per l'evasione ci sono gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza che scoprono comunque l'evasione. Comunque noi rimaniamo sempre alla nostra idea, è un ente inutile e per noi va cancellato. Perché è un ente inutile? Per qual è la perché ragione? È un calcolatore di costi alla fine, perché tra l'altro c'è un moltiplicatore di costi. Sì, perché tra l'aggio e i vari sistemi che utilizzano, a parte che stiamo contestando anche le sanzioni, perché sicuramente una sanzione va messa, che questa è legge, non è Equitalia, una sanzione va messa a chi paga in ritardo, perché non si può mettere allo stesso livello di chi paga puntualmente, però non si può parlare di un 30%, perché io vedo cartelle impagate di aziende che sono in crisi di 80-100 mila euro, 30% più sono 30.000 euro in più. Cioè, quando riusciranno mai a pagarle, che la rateizzazione diventa una cosa impossibile. Assolutamente. Infatti pochi sanno
che quando si iscrive al ruolo una sanzione amministrativa, non parliamo di tasse, sanzione amministrativa, interviene la legge 689 del 90, che dice che ogni pagamento tardivo si applica una sanzione accessoria, cioè una maggiorazione, la chiamano, che se la chiamassero interesse andremo tutti in galera, la chiamano maggiorazione, di 10% ogni 6 mesi, sentite la furbizia, o frazioni di esso. Cosa vuol dire? Che 6 mesi 10%, un anno sono 20%, un anno e un giorno sono il 30%. Allucinante. Quindi fanno trascorrere il limite, arrivano al limite della prescrizione, perché così applicano maggiorazioni. Assolutamente. E poi iscrivono al ruolo allo scadere, allo spirale del termine iscrivono. Assolutamente. Sono dei mascalzoni quelli che fanno la pagina, io me ne assumo la responsabilità, perché sono inetti, incapaci o lo fanno apposta. Assolutamente. Torniamo su questo discorso, fermiamoci un attimo per la pubblicità, quindi abbiamo modo anche di approfondire e di parlare anche di altre, non solo di questo ma anche di altre situazioni molto molto gravi e pesanti dal punto di vista economico per i cittadini, perché poi giustamente si chiacchierava fuori onda, 1.000 euro, fare un ricorso per 1.000 euro può essere pesante, però 1.000 euro per una famiglia normale e adesso super tartassata diventano rilevanti, cioè non è assolutamente poca cosa. A tra poco. Abbiamo www.aua.it e www.federcontribuenti.it, sono i due siti internet da visitare dove si trovano poi i numeri telefono delle vari territori regionali, provinciali e uno va dove è più comodo, dove è più vicino. Tornando, per rispondere un po' a un messaggio che è arrivato, una multa arrivata a casa, quindi notificata a casa dopo 2 mesi, come possibile se non aveva trovato sul vetro sul parabrezza della macchina nessun tipo di foglietto indicativo? Il preavviso che di solito viene lasciato sul cruscotto della macchina è un avviso di cortesia, non fa testo, perché un colpo di vento potrebbe portarlo via. Quello che è valido è la notifica che deve essere effettuata entro 90 giorni dal momento della commessa. 90 giorni, quindi 2 mesi ci siamo dentro. Deve essere notificata e deve essere notificata con una relata di notifica del pubblico ufficiale. Ah, quindi non basta la raccomandata. Ecco, quindi deve essere la polizia stradale e i carabinieri hanno una relata di notifica per cui il contenuto della busta fa testo perché è attestato appunto dal pubblico ufficiale. Ma la multa che arriva per raccomandata dalla comune, nei soliti comuni non lo fanno, senza relata di notifica, non attesta che in quella busta si trovi una contravvenzione. Cioè, attesta che è arrivata la raccomandata, ma per quanto riguarda ci potrebbe essere gli auguri di Pasqua. Non è detto che ci sia una assolutamente multa. Quindi ci deve essere una relata di notifica perché il pubblico ufficiale deve attestare che in quell'applico si trova un verbale, il numero, eccetera, eccetera. Ecco, se l'ente notificatore, il soggetto notificatore, che dovrebbe essere anche un pubblico ufficiale, comunque un incaricato, deve essere un pubblico ufficiale, un messo notificatore, un messo comunale o un pubblico ufficiale. Non trova a casa nessuno. Cosa succede? Cosa trova il nostro cittadino nella busta delle lettere? Quello che fa la posta, perché di solito non occorre che venga personalmente a portare la multa, basta spedirlo per posta con la relata di notifica. Certo. Se non trova nessuno lascia un avviso e manda un'altra raccomandata avvertendo che si trova giacente presso la posta questa raccomandata. Che sono quelle verdi praticamente, no, per riconoscere, insomma. Quindi si sa che può andarlo a ritirare in posta quando riceve la seconda raccomandata. Per gli atti giudiziari invece è diverso. Gli atti giudiziari lascia un avviso, fa una ricerca nel vicinato per sapere quali sono le abitudini, perché non può dire se vengono a casa mia alle 11 di mattina chiaramente non li trovano. Quindi deve fare una ricerca, deve fare di tutto il pubblico ufficiale con una relazione dichiarando tutti gli atti che ha compiuto per potermi identificare. Quando ha perso le speranze mi mette un avviso sulla porta, mi manda la raccomandata e deposita l'atto nella casa comunale, che è la casa di tutti. Infatti. Dal giorno successivo al deposito alla casa comunale decorrono i termini per eventuale ricorso o come fa testo come data effettiva di notifica. Ma è abbastanza discutibile anche questa comunque come procedura. Perché basta, però l'hanno fatta perché uno pensa non ritiro nulla, non fanno nulla. Esatto. Però c'è anche gente che è in giro per però il mondo. Questo serve all'agente notificatore, a volte gli serve per arrivare a una scorciatoia
lui fa subito riportare tanti passaggi e poi portarla direttamente in casa comunale. La relazione si può impugnare perché è nulla in quanto manca una relazione che serve per identificare il destinatario. Assolutamente, questo è chiarissimo. Però questa procedura è una procedura che è abbastanza ben precisa, eccetera. Se non viene ottemperata da parte dell'ente, si chiede la nullità del procedimento. Quindi ci sono possibilità. Però stiamo parlando della multa lasciata sul tergicristallo per cortesia, in modo che uno lo sappia immediatamente e poi comunque gli arriva l'errata. Se parliamo invece delle contravvenzioni prese con gli autovelox e con i tutor, dove non c'è l'accertamento immediato perché per cause di sicurezza non viene comunque fermato l'automobilista, in quel caso là bisogna fare molta attenzione sia sui tempi, perché hanno dei tempi che sono molto dilatati per mandare comunque la contravvenzione, che sono 90 giorni comunque il tempo massimo, altrimenti poi si può chiedere la nullità della multa, però è molto. E comunque vorrei anche un parere da parte del dottor Capelli. Bisogna chiedere la precisione di questi strumenti che utilizzano, chiedere soprattutto quando hanno fatto le verifiche chi è l'ente, se era autorizzato alla verifica della strumentazione, perché attenzione, io ho visto delle contravvenzioni di automobili che hanno una velocità massima e dove gli veniva contestato il doppio della velocità. Perciò cerchiamo di capire che ci sono dei problemi abbastanza seri su queste strumentazioni. Vengo in soccorso al mio collega. Se no, ma è importante il confronto. Bisogna leggere attentamente il contenuto del verbale, specialmente per gli autovelox, perché c'è scritto, spesso non è scritto quant'è la tolleranza che viene applicata per il superamento dei limiti di velocità, oppure c'è scritto il 5%. È sbagliato, perché il 5% di tolleranza si applica se si superano i 70 km/h, fino ai 90. Si applica il 10% se non si supera il 130, se si supera il 130 si deve applicare il 15%. Se tutto questo non è trascritto sul verbale, il verbale è affetto da nullità. In più è un codice essenziale che sia riportato l'indirizzo del giudice di competenza per il ricorso, che molti lo omettono tuttora. Quando dicono rivolge al giudice di pace competente per territorio, io che sono una casalinga non posso sapere qual è competente per territorio, invece devono indicare anche questo. Ma non dovrebbe essere quello del convenuto? Giudice di pace. Il giudice della commessa violazione, anche lì l'altra stortura le cose alla strada. Prendi la multa a Palermo, devi andare a Palermo a difenderti. Assolutamente. Sì, tanto per dire paghe non le pagherò più. Ecco perché esistono le associazioni. Infatti no, ma da questo uno intuisce che è sempre meglio opporsi a qualche cosa, contestare, mai accettare passivamente. Consiglio, lascia perdere il fai da te. Gente che va in internet, ci sono tanti, io li chiamo abusivi, ma tanti i praticoni, trafficoni vabbè, lasciamo perdere. Ecco, rivolgersi a un avvocato, a un'associazione riconosciuta, lascia perdere le informazioni su internet che lasciano il tempo che trovano. Siamo al limite della truffa anche. No, perché c'è stato anche un famoso scrittore napoletano che aveva fatto un libro su come non pagare le multe e di cui ha avuto un successo discreto alla vendita del libro. È che la gente si è trovata poi a pagare molto di più perché comunque non c'era un consiglio valido per poter comunque andarne fuori. Niente, fai da te e lasciatelo perdere. Esatto. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Anche perché i consigli sono gratuiti da parte nostra e da parte loro. Quindi. Assolutamente. Parliamo anche dell'IMU. Per cui confrontatevi, perché poi a noi piacerebbe far capire ai cittadini quanto è complessa la materia, quanto è difficile per chi poi non se ne intende e anche per chi se ne intende, per cui dal confronto c'è un arricchimento. Anche lì non è chiaro, perché sembra che non tutti i comuni siano in grado di adeguare l'aggiornamento, eccetera. Che cosa ne verrà fuori? Cosa sta fermentando? All'italiana. All'italiana dovrebbe cambiare, purtroppo. Abbiamo parlato fino adesso all'italiana di tutte questi segnetti, questi gradini da fare ogni volta per qualsiasi cosa, e in questo caso allora doveva essere prestabilito l'aliquota da andare a pagare entro l'anticipo sull'aliquota entro il 31 di giugno. Attualmente si scopre che non si sanno ancora le aliquote in base ai comuni e la maggior parte dei comuni non sono pronti a fornirla.
Perciò non si sa, adesso ci diranno come dovremo fare, però non penso che per giugno ce la faremo. Anzi, sarebbe vedere anche gli estimi catastali, perché hanno aumentato. No, è proprio quello il fatto, perché hanno detto l'IMU va calcolato di sull'estimo catastale rinnovato con i valori Infatti, attuali. Si fa la valutazione sulla cubatura, non più con i vecchi sistemi. Ma il cittadino cosa deve fare? Ma il cittadino, intanto le associazioni cosa devono fare? Intendono rinnovare gli estimi catastali senza la notifica al proprietario, mentre non mi sembra tanto equo che il catasto decida quanto vale il mio immobile, che lo vorrei discutere, anche perché sembra vogliano dargli il triplo del valore, soprattutto sì, il triplo del valore catastale sugli immobili che hanno più di 20 anni, perché dicono sono stati accatastati 20 anni fa con X, adesso il valore è triplicato, perciò gli diamo il triplo del valore. È allucinante, insomma. Sì, ma l'IMU sarà comunque pari circa al triplo di quello che era l'ICI come valore, tanto perché il cittadino si faccia un'idea di quanto dovrà pagare. Ecco, per cui sorrida meno pensando a certe cose. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi gentili ospiti. Sono Nadia e parlo da Padova. Io vorrei delle risposte dai signori che occupano quelle sedie per avere una delucidazione. Dica. Io ho una casa di 55 anni. Che IMU mi sarà preposta di valore in più, perché comincia anche a avere le sue difficoltà di usura, quindi io non sono una persona straniera che è venuta qui in Italia e poverina alla casa trovata, data poverina, perché noi con sacrificio abbiamo fatto la casa, abbiamo guardato anche il riso in pentola per fare per i figli, per la scuola, per pagare il mutuo, per tutto. Allora io vorrei sapere che differenza c'è tra noi italiani, la gente straniera, quello che deve fare, perché noi qua siamo impensieriti da tutte queste cose che ci accavallano e che non siamo capaci di andarne fuori. Che differenza c'è tra noi mentre l'Europa ci obbliga ad essere buoni con tutti e noi chi ci tutela la bontà verso i cittadini italiani che per pagare non dovremmo neanche mangiare? Io vorrei una risposta esauriente dai suoi ospiti, certo, e di sapere cosa dobbiamo fare e se l'Europa ha più passione per gli stranieri che per i cittadini italiani che devono solo pagare, perché l'altro giorno in questa bella televisione è venuto il dottor Cestrone e ha detto che, se non ho sbagliato a capire, 5 milioni di euro occupano gli stranieri che non sono in regola per dargli le medicine. Ma noi per chi dobbiamo lavorare? Va allora bene, non signora, sarebbero perfetto. tanti IMU pagati questi. Va bene. Va bene signora, allora vediamo di rispondere se poi esiste per l'IMU una differenza italiani e stranieri, ma questo non lo so assolutamente. Comunque, non mi risulta. Non anche a me risulta, se lo straniero è in affitto non paga l'IMU. Comunque il rinnovo dei valori catastali sugli immobili non viene fatto nelle condizioni in cui si trova l'immobile, ma in base alla fascia della zona dove è ubicato l'immobile. Per cui se anche a 100 anni, anzi esatto, potrebbe avere un valore altissimo. Potrebbe avere un valore altissimo, sì, e in base alla zona dove è ubicato l'immobile, la fascia, perché è A e B, e se il fabbricato ha alcune caratteristiche da essere classificato di lusso o meno. Assolutamente. Diceva, qui poi parlava dell'Europa, qui l'Europa non c'entra nulla. Non c'entra niente, esatto, è il governo che ha deciso questo. Gli immigrati vengono in Italia, noi abbiamo una tradizione anche di ospitalità, non dimentichiamo che anche noi siamo ma non stati, c'entra con le tassazioni in questo sì, caso. ma per carità, però la tassazione viene, adesso lasciamo stare il discorso stranieri perché è una cosa troppo ma in questo ampia. caso non c'entra proprio. Esatto, no. però andiamo a considerare un dato qualsiasi. Leggevo ieri il rapporto della forestale della Calabria, 12.000 della forestali, e lo Stato del Canada ne ha 12.000. Tutto lo Stato del Canada, 12.000. Cioè abbiamo considerato che 12.000 guardie forestali in Calabria devono controllare una volta a settimana 350 metri quadrati, poco più grandi di questo studio. Cioè, ma ci rendiamo conto?
E poi questa è una, poi se andiamo a vedere i vigili di Palermo, andiamo a vedere... Vabbè, sappiamo a cosa sono serviti negli anni passati per la raccolta dei voti, però adesso è l'ora di finirla, in questa situazione è proprio l'ora di finirla. Le comunità montane a Palermo, dove la duna più alta è 1 metro. No, ma poi a proposito di... Esatto. Ci sarebbe da fare un'altra trasmissione. Esatto, sarebbe da fare un'altra trasmissione. No, ecco, ma il cittadino questo certo. era il fulcro per capire, perché la gente non si capisce perché bisogna pagare tutti questi denari. Bisogna pagarli perché sono stati sperperati. Ma continuano ad essere sperperati. Esatto, quello è il problema. Ci stanno chiedendo maggiori tasse, ma se non chiudono comunque il buco del secchio, l'acqua non ci rimane dentro. No, ma infatti la cosa ben chiara è che anche dispiace la guerra tra poveri, perché la signora chiama sempre punta il dito contro gli stranieri. A un certo punto c'è poco da dire, punta il dito contro te, questo, quest'altro. Tutti i cittadini sono. Puntiamo il dito contro chi veramente sta e continua in modo molto tranquillo a portare via soldi e veramente centinaia di migliaia di euro. Stiamo parlando di figure dipendenti di enti, società e quant'altro che prendono 600.000 euro all'anno e cifre assurde, non facendo quasi nulla. Purtroppo continueranno ad esserci sborsi di milioni di euro, arriviamo a cifre anche di miliardi di euro che continuano ad uscire. Noi dovremo pagare sempre di più per colmare questi vuoti che non vengono tappati, perché assolutamente noi non abbiamo visto tagli rilevanti, nessun tipo di taglio. Finora c'è sempre da pagare, però poi puntare il dito contro lo straniero in affitto mi sembra anche a questo punto ridicolo. È un ulteriore, per carità, se fossimo tutti in regola potremmo anche vedere questo, ma non facciamo la guerra tra i poveri. No, quello della guerra tra i poveri è un sistema anche per cercare di nascondere tutto il resto esatto, e perciò diventa un pretesto quello di prendersela con questo o quell'altro, comunque guerra sempre tra poveri, per non capire bene dove sta il problema reale. Comunque questo qua è abbastanza... I poveri sono quelli che sono nel mirino del fisco più che altro, ma assolutamente, perché il povero ha come minimo una pensione, la pensioncina, ha una casetta che si è fatto magari a tanto tempo, quindi quando il fisco ha qualcosa a cui attaccarsi gli fa il fermo dell'auto o dell'ipoteca sulla casa o gli trattiene il quinto dello stipendio il 20%. Quando invece uno non ha niente, proprio vive da passare, però non ha nulla, non ha casa intestata, non ha questo non paga e non succede nulla. Certo, assolutamente. Beh, nulla gli possono fare, però le stesse persone che sono alla presidenza di questi enti e che dovrebbero essere i primi a dare o alla dirigenza, non ancora essere la presidenza, anche la dirigenza, vediamo quanto prende. Ma anche essere nelle sfere alte di queste aziende, però parliamo proprio del più alto, tipo Befera. Befera, con una semplice patrimoniale, si è messo a sicuro la propria abitazione, che nessuno gliela potrà mai pignorare, e questo è l'esempio di chi è direttore dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate, Mastra Pasqua, parliamo di Mastro Pasqua, che è il direttore dell'INPS, il direttore generale dell'INPS, ha 24 posizioni lavorative in varie commissioni di vigilanza, insomma un povero, dai. 1.600.000 euro. No? Sì. Hanno il dono dell'ubiquità. Esatto. No, ma poi l'ultima bella è successa questa in Rai la settimana scorsa, dove dovevamo uscire con delle notizie, ci è stato impedito di uscire con queste notizie, è chiaro, e poi scopriamo che c'è un ente etico all'interno della Rai che decide se alcune notizie possono essere date e come possono essere date. E stiamo indagando un attimino perché abbiamo trovato che alla dirigenza di questo comitato etico sembra ci sia un parente diretto a una delle persone che abbiamo appena citato. Siamo in fase di indagine, ci spiegheremo, perché adesso abbiamo chiesto una spiegazione di cos'è questo ente etico che c'è all'interno della Rai, visto che non è mai stato utilizzato anche per le peggiori cose. Sembra ci sia, però non ci sanno fornire chi sono. Ecco. Attendiamo. Allora, niente, andiamo in pubblicità, riflettiamo su questo perché è molto importante riflettere, perché dopo i mezzi di comunicazione pubblica ci vogliono fare intendere certe cose, ma dietro, attenzione, ce ne sono ben di altre. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, mancano pochi minuti alla chiusura. Riforma tributaria. Riforma tributaria obbligatoria perché... Ma la vogliono fare?
No, non la vogliono fare perché ovvio. è spiacevole, anche perché abbiamo Ma chi la chiama allora? Siete voi a invocarla? noi e anche molte altre organizzazioni, mi pare anche comunque l'AUA. Anche voi dell'AUA. Si è espressi in questo Adesso senso. Noi chiediamo che i giudici tributari, che sono quelli che vanno a esaminare comunque, che il 70-80% delle cause sono proprio quelle comunque sui tributi dello Stato, non possono essere dipendenti del Ministero delle Finanze, perché altrimenti controllato e controllore sono la stessa cosa e non ne andiamo fuori, che il giudice tributario comunque debba per forza dipendere dal Ministero ordinario. Dal Ministero ordinario. Ma io toglierei il commissario tributario, metterei tutto in confidenza nel tribunale, dove c'è una sezione tributaria. No, ma ci sarebbe anche una certa chiarezza e anche non ci sarebbero sospetti sulle sentenze che vengono emesse, invece così è molto sospettoso, perché nonostante il 50% dei ricorsi in primo grado vengono accolti. Esatto, nonostante. Quindi chissà cosa hanno combinato. Esatto, è arrivato un messaggio: perché non fanno scaricare tutto come gli imprenditori. In realtà l'imprenditore titolare di partito IVA onesto non è che può scaricare tutto, dipende dalla categoria che appartiene, cioè, diceva anche il cibo per cani. Una piccola riforma che aveva tentato di fare Berlusconi, non che io tenga per lui o per qualcun altro, però era giusto. L'imprenditore che non incassa una fattura è costretto a pagare l'IVA anche se non l'ha incassata. Assolutamente. Cioè, avanzano dei soldi diciamo, dalla pubblica amministrazione, tutto congelato, le aziende che falliscono devono chiudere perché non riescono a incassare i loro crediti. E così il CURC, nessuno sa cos'è il CURC, è il certificato unico di regolarità contributiva, cioè che io faccio un'impresa, faccio un lavoro presso la pubblica amministrazione, mi chiede il CURC per potermi pagare. Se io sono regolare, vado all'Equitalia e mi dico che ho le multe di 30 anni fa da pagare, devo pagare quelle, ma quelle sono prescritte, fammi causa, nel frattempo non mi paga, esatto. E allora sono costretto a pagare. È tutto un meccanismo perverso che chi l'ha inventato merita il Nobel. Assolutamente. Ecco, proprio per dare un po' un segno di partecipazione che qualcosa si sta facendo, se si sta facendo, quindi lo chiedo a voi, ma voi associazioni di utenti, cittadini, contribuenti o quant'altro, vi state muovendo contro queste ingiustizie sociali di altissimo livello o i cittadini sono soli? Perché poi riceviamo anche tantissime telefonate, messaggi più che altro per il discorso della benzina, per cui non c'è percezione che si faccia qualche cosa. Per parlare di tutto ci vorrebbero giorni, però, no, ma qualcosa si sta muovendo. A livello di riscossione esattoriale, Equitalia a qualcosina siamo arrivati poco, però contiamo di arrivare a molto di più, come comunque alla rateazione comunque in automatica fino ai 20.000 euro. Il mantenimento dei beni strumentali nelle aziende, anche se pignorati, però rimangono nelle aziende e possono essere operativi. Poche cose, perché non è facile, ci sono... Gli strumenti di lavoro non possono essere pignorati se è un'azienda che ha più di 15, almeno di 15... No, è stata modificata anche sotto ai 15, cioè devono rimanere in azienda... La proposta che fate che io condivido, sì, però non il problema è questo, pignorabili i beni strumentali. Sono pignorabili ma non asportabili dall'azienda, nel senso non possono essere portati all'asta. Se l'azienda si impegna a pagare le rate ce la fa, altrimenti non cambia nulla, perciò ci hanno fatto mi hanno preso in giro, sì, mi hanno fatto una gira. Voi vi state muovendo, non hanno fatto un grande sforzo. Ma noi ci muoviamo da 20 anni, è una guerra. Noi abbiamo fatto una guerra alle cartelle pazze prima che ce ne sono ancora, sembra in giro. Io mi sono preso personalmente una denuncia per istigazione a non rispettare le leggi dello Stato, fortunatamente archiviata, perché ho trovato un giudice che l'ha archiviata, perché dicevo in televisione, anche ai media, che le cartelle erano fasulle, quelle che avevano invaso l'Italia. Poi le concessionarie, che non era l'Equitalia, si disconfavano dicendo: sai, il computer che ha sbagliato, chissà perché sbaglia sempre a favore loro. Insomma, tutta questa carta straccia poi è stata venduta all'Equitalia, che ha pagato con i soldi nostri. Adesso cerca di incassarla. La colpa dei computer è abbastanza comune per noi anche con le banche, perché ogni qualvolta c'è il calcolo degli interessi sbagliati, che sono sempre di più mai meno, sì. È sempre colpa del computer che ha sbagliato il calcolo. Chissà come mai, quindi questa è un'altra cosa, un'altra delle beffe. Un consiglio quindi da dare ai cittadini, a chi ci ascolta. Fate molta attenzione allora, se parliamo di cartelle Equitalia, facciamo molta attenzione sulle date, sulle notifiche, sul metodo di notifica e sulla data, perché se non riusciamo ad impugnare la cartella nei giusti tempi, passa a ruolo e non ci si può più fare nulla. Lo Stato è debitore con voi per quella cifra e null'altro si potrà fare.
Io dico, prima di rassegnare, prima di pagare, consultaci. Sì, ecco, beh. questo forse è fondamentale, perché non si può essere esperti di tutto e riuscire, soprattutto sono cose talmente complesse e ci possono essere anche dei margini effettivamente da cui uscirne, ma l'inequità in questo sistema è data dal fatto appunto che io devo pagare se ho violato la legge anche inconsapevolmente, però non bisognerebbe avere una situazione usuraia come lo effettua di fatto lo Stato su interessi e quant'altro, interessi di mora che diventano pesantissimi. Posso ridirlo, Equitalia deve chiudere. Va bene, Ogni ente deve avere il proprio reparto per la riscossione dei propri crediti e andare a discutere con il cittadino. Equitalia, equità. No, ecco, perché deve chiudersi equa. Sì, esatto. Allora, sorridiamo per non fare altro, chiudiamo questo capitolo con i nostri ospiti per il momento, naturalmente, anche su vostra istanza presto tratteremo di altre tematiche, perché poi questo è il momento abbastanza caldo. Io vi invito come sempre a seguirci domani alla stessa ora, parleremo di sanità con l'USL 15 Alta Padovana, e adesso vi lascio al nostro telegiornale. Grazie ancora e a presto. Buona giornata a tutti.